che cosa è la libertà? Come risponderemo a questa domanda? Per esempio, i bambini della missione che ogni giorno giocavano in pineta danno risposte seguenti. La libertà è ciò che mi piace e ciò che voglio fare, dice Alessandro di 9 anni. Non seguire nessuna regola che ti è imposta dal demonio, risponde Lorenzo, 10 anni. Fare ciò che mi pare, Giulia, 7 anni. Più piccoli danno le risposte molto interessanti. Essere libero significa essere felice, Giorgia, 4 anni. E essere libero vuol dire stare bene, Luca, 5 anni. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna che la libertà è il potere donato da Dio all'uomo di agire o di non agire, di fare questo o quello, di porre così da se stesso azioni deliberate. La libertà caratterizza gli atti propriamente umani, cioè consapevoli, coscienti, anche se è certo che la libertà implica la possibilità di scegliere tra il bene e il male, ma nello stesso momento la scelta del male è sempre un abuso della libertà. Veramente libero è quello che sceglie fra due beni il meglio. Padre, scusi, ma come posso sentirmi libero se sono costretto dalla Chiesa a compiere i comandamenti, andare alla messa ogni domenica, non avere possibilità o fare e scegliere quello che mi piace? Per rispondere a questa domanda, prima dobbiamo fare una distinzione tra quello che è libero e quello che è schiavo. San Tommaso dice, libero è chi è causa del suo proprio agire, servo chi è per causa del suo agire il suo Signore, suo padrone. Pertanto chi opera per propria decisione, opera liberamente. Chi lo fa mosso da un altro, non opera liberamente. Così colui che compie i comandamenti e evita il peccato, non perché i comandamenti sono buoni, bensì perché Dio lo comanda, non è libero. Chi lo fa per paura di essere condannato, non è libero. Ma libero è quello che sceglie il bene perché è bene ed evita il male perché è male. Siamo ancora davanti a un principio naturale, legge naturale che tutti noi abbiamo impreso nel nostro cuore. L'uomo per natura è buono ed è formato dal bene e trova la sua libertà e felicità quando conforma i suoi atti col bene vero, cioè il bene che la sua ragione gli indica come tale o che Dio gli rivela come tale. Padre, ma come possiamo accettare che la nostra libertà dipenda dalla sottomissione alla legge sia naturale che divina? Mi sembra che questo è limitazione della libertà. Dobbiamo ricordare che la libertà è un gran valore, ma è anche un termine analogo che si può applicare a cose molto diverse, perdendo addirittura il suo vero senso. Se sei dominato dalla droga o dall'alcol e riesci a staccarti dai suoi lacci, puoi tranquillamente chiamare questo liberazione e tu sarai realmente un uomo libero. Se sei stanco per le pene e l'infermità, ti libererai quando ti curerai e sarai libero nel momento in cui recupererai la salute. Ma se nello scalare una montagna scivoli nel ghiaccio e rimani penzoloni nel vuoto sostenuto dal fune di sicurezza, non chiamerai liberazione il gesto di tagliare la fune. Così come non può chiamarsi libero la persona che non vuole rispettare le regole di transito, perché gli tolgono la libertà. Nemmeno possiamo dire che ogni laccio che ci attacca ci schiavizza veramente. Per esempio, viviamo tra legami familiari, sociali, dove la nostra libertà può essere condizionata dalle tradizioni, regole, leggi, consuetudini, dove la libertà rende l'uomo responsabile dei suoi atti nella misura in cui sono volontari. Non esiste libertà senza responsabilità. Per questo Dio, nel suo amore verso di noi, ci dà una inclinazione connaturale verso il bene, finché mossi dello Spirito Santo possiamo operare liberamente, cioè come i padroni di se stessi,
e indirizzarci verso Dio, cui chiamiamo il bene supremo, per costituirci amanti di Dio, figli di Dio, per libera scelta e non per paura. Per questo motivo l'Apostolo dice: non avete ricevuto lo spirito di servi per ricadere nel timore, avete prima ricevuto lo spirito di adozione a figli.